Guarda che si rimonta subito, mi vado via, che siamo in ritardo. Come siamo? Ci siamo tutti? Guarda che chiudo! Sulla campanella. Giusto? Sì, sì. Possiamo andare? Come si chiude? Possiamo andare tutti? Chiudiamo, venire? Tutto venire a te? No? Come vedi? Ci siete? Guarda che vado. Queste curve a 10 all'ora. Come imprenditore se la cava decisamente meglio che come tranviere, come sindaco per giudicare ancora presto. Ma dove devo fermare? Non so come si ferma. Fermati, oh, fermati. Cazzo! Non ti vedo il freddo! Ti sei ingegnere! No, perché io mi devo andare addosso alla macchina della polizia. Calmi, che andiamo. Sta buona, sì, là. Piano. Calmi, e adesso, vai. Ma devi premere. Oh, sta buono. Adesso calma, si ferma e presume le porte. In ogni caso, i passeggeri della prima corsa verso Venezia del Siluro Rosso, guidato per l'occasione da Luigi Brugnaro, sono arrivati sani e salvi a metà di Viale San Marco, scossoni a parte. Ma sai perché? Perché ho cercato di prendere uno che finiva di attraversare sui quelli pedonali, ma si scampa! E ho detto, versi a porta! Il tono goliardico è quello che ci vuole, spiega il sindaco, per esorcizzare un momento che per i componenti della nuova giunta è tutto tranne che di festa. Ahimè, ci prendiamo una pegola che francamente su cui noi abbiamo sempre abbastanza criticato anche sia la scelta, sia il modo, sia i mezzi, eccetera. Ci troviamo come regola la regola del contrappasso a doverlo anche gestire, però non vogliamo nascondere nulla ai cittadini. Devo dire insomma che non c'è particolare entusiasmo in questo, siamo molto preoccupati, attenti, insomma, per cui non c'è trionfalismo dietro a queste cose, non sono abituato a fare inaugurazioni come sapete, la butto in maniera scherzosa perché comunque costa uguale. Certamente la città deve tornare a sorridere, sorrideremo anche delle nostre disgrazie. E se con Brugnaro la sorte è stata beffarda, col suo assessore Renato Boraso è stata addirittura crudele. Dopo aver combattuto per anni una feroce e pittoresca battaglia contro il progetto del tram, a settembre toccherà proprio a lui tagliare il nastro della nuova tratta, sempre che le 6 settimane di preesercizio iniziate oggi vadano a buon fine. Vieni qua Renato, dai, vieni qua. Oggi è la tua qui. Eccolo qua, è il merita. Ero così. Così era. C'era anche l'ombrellone. E oggi non ti arresta neanche, oh. Oggi non ti arresta, dai, vieni qua, dai, dai un vaso, dai, facciamo un vaso, qualcosa. Chiusa la parentesi da commedia all'italiana, il tram ha ripreso la sua corsa superando per la prima volta senza traino il Ponte della Libertà e arrivando, seppure con qualche sobbalzo, al nuovo capolinea di Piazzale Roma. Capolinea Piazzale Roma.